Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. La frana di Niscemi non si ferma, il capo della protezione civile: non diamo false speranze, molti non torneranno nelle proprie case, oltre 1500 gli sfollati. La Regione annuncia un contributo fino a 900 euro a famiglia e casa garantita a tutti, ma il Paese resta isolato. Anche la segretaria del PD Schlein in visita a Niscemi e riposto: non è emergenza di serie B. Annullato il ricevimento a Gattino della sera del 3 al comune di Catania. Il sindaco trentino parla di piccolo gesto simbolico: saremo tutti insieme in piazza come una comunità. Omaggio al padre del verismo a Catania, studenti in visita alla tomba di Giovanni Verga in occasione del 104esimo anniversario della morte. Il giorno della memoria per ricordare le vittime dell'Olocausto, una mostra su Anna Franca e le ciminiere di Catania. Calcio, sono giorni di lavoro e trattative per il direttore sportivo del Palermo Carlo Ossi. Nel mirino c'è ancora Tramoni del Pisa. Serie C, il Catania si allena in vista della gara di sabato pomeriggio contro il Sorrento. Assenti sicuri Di Tacchio, infortunato, e Casasola squalificato. Dunque Niscemi scivola lentamente mentre la frana non si ferma. Oggi nel paese in provincia di Caltanissetta il sopralluogo del capo della protezione civile: non diamo false speranze, ha detto, molti non potranno più tornare nelle proprie case, oltre 1500 gli sfollati. La nostra inviata Giusy Lazzara. La frana è assolutamente ancora attiva, io stesso l'ho documentata col mio telefono mentre facevo il sopralluogo, quindi è chiaro a tutti che la situazione è particolare, davvero veramente molto complicata. La frana che squarcia Niscemi è lunga 4 chilometri, tiene col fiato sospeso 1500 persone senza casa, che hanno trascorso un'altra notte ospitati dai parenti. Abitavano in quella che ora è diventata la zona rossa, nel quartiere Crocisante. Camminando tra i vicoli c'è un silenzio spettrale. Le case, nella zona rossa che si è allargata, sono tutte chiuse. Qualcuno ha lasciato i panni stesi. Troppa paura e fuga improvvisa la notte di sabato. C'è molta solidarietà e sicuramente anche i parenti, in particolar modo io ho una sorella e una zia che è ospitata da casa di mia mamma, e il problema è che noi in questo momento siamo anche confusi, non sappiamo neanche come muoverci e che tipo di aiuto poter dare. Dopo tanti sacrifici, io e mio marito, ma comunque l'importante è che siamo vivi. Esatto. La cosa più importante è quella. Il resto si vede. Poi si vede. Non ho casa, non ho niente, io ho perso tutto, non ho niente, zero. Mi sono rimasti solo questi vestiti che ho addosso. La frana non si ferma, il sindaco da 3 giorni corre da una parte all'altra per sopralluoghi con la protezione civile e i vigili del fuoco. La vita nostra è cambiata, è un evento tragico che ha tranciato ricordi di tutti noi sul Belvedere, sul quartiere, sulle vie, il dramma di chi ha dovuto lasciare all'improvviso, a cui abbiamo chiesto di lasciare tutto in questa fase e uscire. La casa c'è chi spera ancora di poter tornare. La casa che è sul ciglio e che sembra integra è una casa che non potrà mai essere abitata, neanche potrà essere raggiunta dai vigili del fuoco per togliere quelli che sono i beni di queste case. È partita anche la solidarietà dentro il centro di accoglienza nel Palasport, dove sono state montate 50 brandine. Arrivano indumenti, lenzuola. Il banco alimentare ha scaricato il primo camion. Presenti i volontari della protezione civile e delle misericordie. E la Regione annuncia un contributo fino a 900 euro per famiglie. Il Presidente della Regione Schifani, che è intervenuto anche lui sul posto, ha assicurato un piano abitativo. Fuori però dal municipio c'è la rabbia di tanti cittadini. Tonino De Mana. Per gli sfollati di Niscemi sono in arrivo i contributi del fondo CAS dello Stato, 400 euro a famiglia più 100 euro per ogni componente, fino ad un massimo di 900 euro al mese, a nucleo, per un anno. Si tratta del contributo di autonoma sistemazione destinato a chi ha dovuto lasciare la propria abitazione. A darne comunicazione è stato il presidente dell'Assemblea siciliana, Gaetano Galvagno, che ha già informato i capigruppo. In mattinata intanto la visita del presidente della regione Schifani, che ha voluto rassicurare la comunità di Niscemi. Ci stiamo facendo carico
di realizzare un progetto programma di ricollocazione a spese naturalmente pubbliche di nuovi alloggi, alcuni nuovi in via di fatto sostanzialmente, altri trasferimenti in alloggi già esistenti, ma comunque c'è un piano che prevede di dare garanzia a tutti coloro i quali non potranno rientrare nelle loro abitazioni di poter avere una nuova abitazione. Fuori dal municipio la rabbia di alcuni sfollati. Presidente, i fondi della frana del 1997, che fine hanno fatto? La frana avanza, ma per fortuna non si registrano gravi conseguenze per le persone. Se vogliamo vedere qualcosa di positivo, nessuna persona è rimasta coinvolta e questo non è poco. Si lavora per l'immediato, con attenzione particolare alle vie d'accesso per Niscemi. Un problema importantissimo che va risolto è quello della viabilità. Io credo che otterremo anche il supporto del Genio Militare, che potrà in poco tempo realizzare qualcosa. Situazione in continua evoluzione. Niscemi e i suoi abitanti trattengono il fiato. E oggi in Sicilia c'è stata anche la segretaria del PD Elly Schlein, che è stata prima a Niscemi e poi a Riposto. Non è un'emergenza di serie B, ha detto. Luca Ciliberti. La segretaria del PD Elly Schlein ha trascorso la sua giornata in Sicilia per toccare con mano le emergenze del territorio. In mattinata la visita a Niscemi, dove la frana ha costretto oltre 1.500 abitanti ad abbandonare la propria casa. Tra la popolazione c'è rabbia e incertezza. Avete visto che la frana è ancora attiva e quindi c'è bisogno di tutte le competenze migliori per capire come mettere in sicurezza questa situazione. Abbiamo proposto noi stessi che venisse immediatamente dirottato 1 miliardo che era stato messo sul progetto del ponte, ma che non potrà ovviamente essere utilizzato nel 2026 per il blocco della Corte dei Conti, e di metterlo immediatamente a disposizione per dare risposte ai territori che sono stati colpiti. Nel pomeriggio poi la visita a Riposto, uno dei tanti comuni della fascia ionica colpiti dal ciclone Harry, che oggi fanno la conta dei danni. Un modo che serve anche per tenere accesi i riflettori nazionali sull'emergenza maltempo. Ci sono attività che sono completamente devastate, lavoratori che in questo momento sono fermi, famiglie in grande difficoltà. Bisogna dare una risposta pronta, immediata, proprio perché già quando arriva la buona stagione vogliamo immaginare che siano messi in condizioni di essere di nuovo in piedi, di ripartire. Qua dicono che non si sono mai accesi i riflettori su queste comunità. E allora siamo qui anche per accenderli, per portare tutta l'attenzione dovuta, perché questa non è un'emergenza di serie B. Ma vediamo dal punto di vista scientifico qual è la probabile causa di questa frana. Sentiamo Emanuela Corsi. Professore, che cosa sta succedendo a Niscemi? Allora, come potete vedere da questa immagine, è in atto una frana di tipo rotazionale. Il pendio fatto da argille, costituito da argille molto deboli, soprattutto se imbibite d'acqua, scivola a valle e si porta dietro la parte più alta su cui è costruito il paese, che è fatta da arenarie, sabbie cementate, su cui sono costruiti ovviamente i quartieri che in questo momento sono stati danneggiati. Quindi è giusto dire che è in atto uno scivolamento del terreno? Sì, uno scivolamento, noi lo chiamiamo scivolamento rotazionale. Eppure non sembra una novità, perché questa è una cartina, un piano del 2006, che cosa indica? Già veniva evidenziata questa grande frana, che è anche etichettata con una sua targa. Il rosso è il massimo rischio, l'arancione è il rischio un po' minore. E come vedete le zone a rischio le aree a rischio sono le strade e gli edifici costruiti sul ciglio della scarpata. Qui vediamo un'altra frana che è avvenuta nel 1997, sono passati 30 anni, che cosa è cambiato rispetto ad allora? La cosa che è successa adesso è indicata con la linea rossa, che la frana si sta non solo sta indietreggiando, quindi si porta giù edifici ancora più a monte, ma si sta estendendo verso nord. È probabile che col tempo, magari nei decenni, nei secoli, questo coronamento indietreggerà sempre di più. Il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Galvagno ha attivato un conto corrente intestato alla Regione dedicato proprio all'emergenza ciclone Harry. In sovraimpressione vedete il numero IBAN per contribuire con una donazione. E dopo il maltempo dei giorni scorsi riapre da stasera il lungomare di Catania, per ora ad una sola carreggiata, lo ha detto il sindaco trentino, che annuncia anche una novità per la festa di Sant'Agata, ce l'ha detto lui stesso. Dinanzi alla catastrofe esistono due modi di reagire: cercare colpevoli
e costituirsi l'alibi per rimanere immobili, o far tesoro di quel che ricevi, capendo quali sono le priorità e concentrandosi su come risolverle. Dobbiamo comprendere come supportare chi ha subito danni, siano essi privati o imprenditori che generano economia per la città. Nel frattempo il mondo non si ferma. La vita di ogni giorno continua e a Catania ci apprestiamo a abbracciare la nostra Sant'Agata. Quello che vedete è il Salone Bellini, da sempre ospite al ricevimento del 3 febbraio, per assistere all'inizio della festa. Io ho sempre avuto rispetto per le tradizioni, ma ne ho ancora di più per i cittadini. Se nessuno si è fatto male la scorsa settimana è perché tutta la città ha saputo mostrarsi unita come mai. Per questo ho ritenuto che Catania debba stare insieme in piazza e non ospiteremo nessuno al municipio. Insieme, come si addice a una comunità, per risollevarci. Così come i devoti, tutti insieme, tirano il cordone per portare la nostra santa, anche noi, tutti insieme, per Catania. Cambiamo argomento, siamo alla cronaca. Operazione antidroga a Messina, 15 arresti. Sentiamo Francesco Triolo. 15 arresti, 12 in carcere e 3 ai domiciliari sono stati eseguiti dalla squadra mobile di Messina su disposizione della direzione distrettuale antimafia. Decapitata un'organizzazione con base nella zona sud della città, al villaggio Cep, strutturata e dedita al traffico di sostanze stupefacenti, cocaina, hashish e marijuana destinati al mercato di Messina e dell'intera provincia. Le accuse contestate sono associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e numerosi episodi di acquisto e cessione di ingenti quantitativi. Le indagini avviate nell'aprile del 2022 dopo l'arresto in flagranza di uno dei fornitori del gruppo durante una consegna di cocaina sono state condotte attraverso appostamenti, pedinamenti e videosorveglianza. L'organizzazione aveva una ripartizione di ruoli e compiti oltre che armi, così da esercitare un effettivo controllo del territorio. Il capo gestiva i rapporti con i fornitori calabresi e catanesi. Con l'aiuto del figlio c'era poi una rete di distribuzione capillare sia all'ingrosso che al dettaglio. Nelle comunicazioni tra loro i membri utilizzavano cautela e prudenza, spesso le conversazioni sono state riprese con gli indagati coprirsi a bocca o parlare a bassa voce all'orecchio. Sequestrati circa 12 kg di droga, 8 pistole, 2 fucili e 45.000 euro in contanti. Frode sull'olio di oliva scoperta a Palma di Montechiaro in provincia di Agrigento. L'olio di semi veniva miscelato con clorofilla e spacciato per olio extravergine e venduto in Sicilia e in parte della Calabria. 24 le persone indagate, diverse le società coinvolte e quasi $500.000 di euro sequestrato. Via libera al tracciamento in tempo reale del percorso sanitario dei pazienti del pronto soccorso in tutti gli ospedali dell'ASP di Catania. Il nuovo sistema informatico sarà attivo da domani. Il cittadino che accede ad uno dei pronto soccorso potrà fornire il proprio numero di telefono cellulare o di un accompagnatore che tramite una piattaforma di tracking riceverà gli aggiornamenti via SMS. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa per la pubblicità. Torniamo tra poco con la commemorazione di Verga. A Catania, studenti in visita alla tomba di Giovanni Verga, padre del verismo, a 104 anni dalla morte. Presente anche la pronipote dello scrittore, Tonino De Mano. Grandi e piccoli sulla tomba di Giovanni Verga in occasione del 104° anniversario della morte del padre del verismo. Ore 10:30 in punto, appuntamento davanti al mausoleo dello scrittore nel Viale degli Uomini Illustri nel cimitero di Catania. Presenti i rappresentanti dei comuni di Catania, Vizzini, Aci Castello e Nicolosi, referenti Fita, Casa Museo Verga e Fondazione Verga. Un toccante momento rievocativo che ha visto protagonisti molti studenti con letture di brani tratti da opere dello scrittore da parte dei ragazzi del Baby Consiglio dei comuni di Nicolosi e Vizzini e degli studenti del Liceo Scientifico Principe Umberto di Catania, accompagnati da docenti e dirigenti scolastici. Entusiasta Carla Verga, pronipote dello scrittore catanese. Le scuole hanno veramente desiderio di incontrarlo e di parlare, hanno scritto delle cose bellissime, letti dei punti molto essenziali. Immancabile l'omaggio floreale. Ed è rivolta soprattutto ai giovani la mostra dedicata ad Anna Frank, allestita in occasione del giorno della memoria alle Ciminiere di Catania.
Gli scatti con la famiglia, il matrimonio dei genitori, momenti di vita a volte intimi, altre condivisi con un popolo che di lì a breve verrà dimezzato in quello che è considerato il più grande genocidio mai avvenuto. La storia di Anna Frank è passato ma anche presente, perché il giorno della memoria oggi assume un significato ancora più profondo, diventando monito attivo contro l'odio razziale e un appello alla responsabilità universale. Occorre prevenire la piaga dell'antisemitismo, ha detto il premier Meloni, un percorso di memoria e richiamo secondo il sindaco di Catania. Quello che noi dobbiamo fare è non celebrare la memoria, ma rispettare il nostro passato per provare a correggere i nostri errori. Dostoevskij diceva che nei momenti particolari di debolezza abbiamo bisogno di qualcuno da idolatrare. Quello su cui visse e proliferò la campagna di Hitler. La mostra documentaria Anna Frank, una storia attuale, realizzata dalla Anne Frank House di Amsterdam in collaborazione con Fondazione OL e Città Metropolitana, allestita al Museo dello Sbarco delle Ciminiere, è una finestra sulla storia e un ponte nel tempo. I ponti servono per condividere valori, principi, e proprio oggi è un valore universale che è quello del rispetto della dignità umana e dei diritti umani. A rendere ancora più interessante la visita e la presenza degli studenti come Ciceroni. Dobbiamo eliminare i pregiudizi, dobbiamo essere capaci di costruire una società nella quale siamo capaci di guardare al diverso come un fratello e non come un nemico. La mostra itinerante allestita nello spazio dedicato a Phil Stern, che con i suoi scatti ha raccontato tutte le sfaccettature del conflitto mondiale e resta visitabile fino al prossimo 8 febbraio. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva, perché sono giorni di trattative per il Palermo, mentre il Catania si prepara alla partita di sabato pomeriggio. Giorni di lavoro e di trattative per il direttore sportivo del Palermo, Carlo Ossi. Nel mirino c'è ancora Tramoni del Pisa, stretta finale per convincere il club nerazzurro a cedere il francese che ha già detto sì al Palermo. Marco Gullà. Il Palermo fa all-in per Matteo Tramoni. Il trequartista del Pisa continua a essere il principale obiettivo di mercato del club rosanero. Una trattativa lunga, estenuante, che non ha ancora trovato la stretta di mano tra le due società. Il Pisa non vorrebbe cedere Tramoni, ma il calciatore francese sarebbe più che convinto ad accettare la destinazione rosanero, anche perché ha parlato a lungo con Inzaghi. Il Palermo, forte della propria solidità e della chiarezza del progetto, ha offerto oltre 5 milioni di euro e adesso attende la risposta del Pisa. Alla fine la trattativa dovrebbe andare in porto. Allo stesso tempo il direttore sportivo Osti mantiene attiva una soluzione meno appariscente ma sempre più concreta, rappresentata da Dennis Jonsen. I contatti con la Cremonese sono avviati e il quadro generale appare favorevole, dal momento che l'esterno offensivo non è ritenuto incedibile e una sua partenza non genererebbe particolari resistenze. Non solo mercato, il Palermo lavora per la trasferta di Bari di venerdì sera. Ai rosanero serve una vittoria pesante e fuori casa per dare un segnale al campionato e soprattutto non perdere la scia delle prime della classe. Inzaghi potrebbe tornare a schierare l'Eduaron trequartista in attesa di schiarite dal calciomercato. E il Catania si prepara in vista della gara di sabato pomeriggio a Potenza contro il Sorrento. Assenti sicuri Di Tacchio, infortunato, e Casasola squalificato. Francesco Triolo. Niente consueto riposo di martedì per il Catania. La partita col Sorrento anticipata al sabato fa cambiare i programmi settimanali e così oggi la squadra si è allenata regolarmente agli ordini di Mimmo Toscano. La vittoria con il Cosenza ha alimentato fiducia ed entusiasmo in un gruppo che sta crescendo anche nell'affiatamento e nell'unità di intenti. Daniele Donnarumma, ospite ieri sera a Corner, ha spiegato l'importanza di essere squadra. Con tutte le difficoltà che comunque si sono presentate lungo questo nostro percorso, con tutti i vari infortuni, i vari problemini, sicuramente se non avevi dietro un grande gruppo, un gruppo di ragazzi e di giocatori e di uomini prima che remano tutti quanti nella stessa direzione, non si va poi così tanto lontano. Infortuni e squalifiche, come ha ricordato Donnarumma, sono stati tanti, non mancheranno nemmeno questa settimana. Per esempio Casasola sarà squalificato, mentre l'infortunio di Di Tacchio nella rifinitura pre-Cosenza costringerà Toscano a perderlo per almeno un mese, visto che ha riportato l'infrazione della quarta costola sinistra e sarà costretto a guardare i suoi compagni in un mese di febbraio particolarmente intenso. Sorrento, Trapani, Cerignola, Siracusa e Giuliano sono le avversarie da affrontare. Al suo posto Toscano potrà scegliere tra Corbari
Schierato contro il Cosenza, Di Noia, nuovo acquisto e più portato al palleggio rispetto agli altri centrocampisti in organico. Da gestire anche Lunetta, partita in panchina nelle ultime 2 giornate a causa di un problema a una spalla. Pieraccini, fratturato sul metacarpo della mano sinistra, sarà invece a disposizione con l'ausilio di un tutore. Al posto di Casasola invece il sostituto naturale dovrebbe essere Raimo, ma bisognerà capire come Toscano vorrà affrontare la partita contro il Sorrento. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.